Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Farming Simulator 2015. Come potete ben vedere, oggi ci troviamo pronti ad affrontare un nuovo episodio. Purtroppo nell'episodio precedente ho interrotto bruscamente il tutorial uscendo dal gioco e quindi adesso l'ho dovuto ricominciare. Velocemente ho portato circa 1200 kg di grano nel nostro piccolo camioncino. Quindi la scorsa volta ne avevamo raccolti 3000 kg in più, però non fa niente, il concetto è sempre lo stesso. Magari in un futuro prossimo cercherò di mietere ancora una buona parte del campo. Allora, vediamo di salire sul nostro trattorino e continuare il nostro tutorial. Allora, colleghiamo il nostro rimorchio con un gancio di traino, perfetto. Un viaggio breve, la tua mappa indica una nuova posizione, porta il tuo trattore col rimorchio fino al punto indicato e tocca il punto interrogativo. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo di andare immediatamente. Ah, eccoci qua. Dobbiamo raggiungere il montacarichi cereali. Bene, chiudiamo la nostra piccola mappa e procediamo ragazzi. Guida il trattore sul punto indicato dalla mappa. Adesso ragazzi vedremo di rispondere a nuove domande per quanto riguarda il Fuck You Time. Ho visto che questa serie vi sta piacendo parecchio. Scusate se non sto caricando un video al giorno, magari anche 2 video al giorno, però per adesso sto cercando anche un pochettino di capire che cosa fare. Stavo pensando di prendere Project Cars. Ho visto che Attila Total War piace ma solo a una piccola parte di tutti gli iscritti, diciamo al 10%, quindi adesso sto cercando di capire cosa fare. Attila sicuramente lo continuerò, Farming Simulator pure, però dobbiamo trovare adesso un terzo gioco da portare avanti. Avevo pensato Project Cars. Vediamo adesso cosa appunto. Vediamo se riusciamo a entrare tanto da questa parte senza far toccare il nostro rimorchio. Perfetto. Vediamo ragazzi cosa appunto mi scriverete nella pagina Facebook o nella sezione dei commenti per quanto riguarda Project Cars e poi vedremo che cosa fare. I guadagni. Questo punto di scarica è uno dei luoghi della mappa in cui puoi vendere il nostro raccolto. Quindi ricordiamolo appunto. Allora, vendere il raccolto. Sposta il trattore affinché il rimorchio si trovi proprio sopra la buca. Eccoci. Un attimino. Ok, appena appare il simbolo di scaricamento sul lato destro puoi scaricare il grano e venderlo. Ok, bene, vediamo di scaricarlo. Ehi, attenzione. L'abbiamo scaricato? Tutto esaurito, ben fatto. Allora, vendere il raccolto è il modo migliore di guadagnare soldi come agricoltore. Vediamo come si può vendere. Allora vediamo un po', passiamo un altro trattore, usa il tasto tab per scorrere velocemente tutti i tuoi veicoli. Questo è un altro veicolo, bene, un altro trattorino, perfetto. Questo è un altro ancora, ottimo. Addirittura dall'altra parte della mappa. Questa è la nostra trebbiatrice e questo è il nostro trattore, perfetto. Allora, possiamo passare al trattore successivo. Vediamo un po', così appunto scarichiamo la nostra merce e probabilmente venderemo appunto grano in cambio di soldi. Abbiamo circa 6.700 dollaroni, probabilmente ne avevamo 5.000 se non sbaglio, quindi abbiamo venduto qualcosa in cambio di ottimo denaro. Allora possiamo passare al trattore successivo e avanzare nella nostra impresa. Vediamo un po'. Scendi per toccare il punto. Bene, coltivare i campi. I campi mietuti devono essere coltivati prima di poter procedere, ovviamente con una nuova semina. Questo campo è stato mietuto di recente e ora ha bisogno di qualcuno ovviamente che lo coltivi. Per coltivarli dobbiamo salire sul nostro nuovo trattorino, attaccare il coltivatore. Vediamo un po', credo che sia già attaccato. No, eccolo. E ovviamente abbassandolo possiamo coltivare il nostro terreno. Vediamo un po'. Allora, abbassa il coltivatore con la V. Bene, e così ovviamente possiamo procedere. Probabilmente questo arerà il terreno. Vediamo se è vero. Sì, perfetto. Vediamo se stiamo guadagnando punti percentuale. No, là sotto, perfetto. Allora, vediamo se possiamo modificare ragazzi la velocità. Si fa mi sembra con il tasto Epsilon. Vediamo se lo riesco a trovare. Adesso non mi ricordo. Ho perso un attimino la strada. Vediamo di andare da questa parte. Per ora hai coltivato abbastanza. Puoi finire il campo più tardi se vuoi. No, ma io adesso voglio un pochettino coltivarlo per rispondere un po' alle vostre domande. Allora, ora passa il trattore accanto al punto interrogativo. Poi scendi dal veicolo per attivare il prossimo messaggio. No, per adesso basta così. Allora ragazzi, vediamo di rispondere a qualche bella domanda adesso che siamo sul nostro trattorino, proprio per arare questo bel terreno. Siamo a 17 km/h circa. Allora, vediamo un po' qualche bella domanda. Intanto io vedrò di fare una bella, eccoci qua, di disegnare un bel quadratino. Vediamo un pochettino. Abbiamo Federico Bellini. Farai un'altra serie di SimCity? Non credo ragazzi, a meno che non riesco a farla con il comandone veneziano in multiplayer. Sarebbe davvero un'ottima idea. Magari se riusciamo a metterci d'accordo farò
una serie su SimCity, ma giocarla da solo, magari in single player o magari anche con voi stessi, già l'abbiamo fatto parecchie volte, quindi avevo intenzione un po' di fare qualcosa di diverso. Magari la gioco con il Cumendone in compagnia, magari nello stesso tempo in live insieme, in quel caso sì, oppure no, perché davvero abbiamo fatto quasi tutte le specializzazioni di tutte le città. Abbiamo affrontato il settore del turismo, abbiamo affrontato il settore del petrolio, il settore del carbone, dei minerali, e davvero fare una campagna che sia molto simile alle altre, non ho davvero tanta voglia. Però se riusciamo a metterci d'accordo con il Cumendone veneziano, perché no? Una cosa diversa sicuramente potrebbe essere interessante. Graziano Ligorio, che indirizzo di studio... Ah, scusate, si è spento un attimo il cellulare. Eccoci qua. Che indirizzo di studio hai deciso di intraprendere? Io sono in ingegneria, ragazzi, informatica, quindi continuerò su questa strada. E adesso appunto a settembre inizieranno le nuove lezioni e vedremo un pochettino le nuove materie. Magari vi farò qui direttamente sul canale un corso appena terminerò la materia di informatica, perché appunto la prima materia da seguire sarà quella proprio di informatica di base, che non è neanche tanto di base, si inizia con l'informatica di base, ma poi si va avanti di brutto fino a la vera e propria programmazione. Quindi magari se vi fa piacere vi potrò fare vedere qualcosa più avanti. Gianmarco Romanzi: Eddie, credo che tu debba tornare su YouTube col botto, ovvero portando una serie innovativa e avvincente. A cosa stai pensando? Perfetto. Quale gioco hai in mente? Beh, io avevo in mente Project Cars, perché è un gioco molto amato, visto che è un gioco realizzato dai giocatori per i giocatori. Scusate, ma mi devo mettere in riga con il nostro trattore. Eccoci qua. Ok, un attimino. Bene. Vediamo di arare questa zona. Perfetto. E niente, avevo intenzione di portare questo gioco proprio perché le macchine a me mi sono sempre piaciute. Project Cars ho visto che ha preso 9 su 10, roba del genere, quindi è davvero un gioco molto ma molto interessante. E aspettavo solo la vostra opinione, ragazzi. Magari sotto questo video potete scrivermi, visto che è il video più gettonato per adesso. È inutile che faccio questi annunci su Attila Total War, perché riceve più o meno 1500 visualizzazioni, quindi il messaggio non è molto diffuso lì. Quindi su questo video invece sì, un 3000-4000 visualizzazioni li prende, quindi magari più persone riescono ad ascoltare questo messaggio. Magari Project Cars potrebbe essere un'idea interessante. Fatemi sapere le vostre opinioni. Io non credo che farò The Witcher, ve l'ho detto, perché The Witcher è un gioco ormai fatto e rifatto, e i giochi single player ho visto che non vi piacciono tanto, perché non amate tanto gli spoiler, quindi meglio avvicendarci su qualcosa di innovativo come Farming Simulator o Project Cars, e magari più avanti... No, ragazzi, per quanto riguarda Hitman Absolution, pure se è single player non mi interessa, quel gioco lo farò e lo rifarò fino a consumare il dischetto, davvero. Però quella è tutta un'altra storia. Il nuovo Hitman Absolution lo farò davvero fino alla fine. Matteo Maltinti dice: ciao Eddie, prenderai Assassin's Creed Syndicate? Se sì, ci farai una serie, ma non era tra i miei pensieri. La serie di Assassin's Creed non mi è mai piaciuta così tanto. Ho amato solo Black Flag e il primo Assassin's Creed, quindi non credo che prenderò Syndicate. Grazie per il bentornato su YouTube. Marco Fucci: ciao Edward, una volta terminati gli studi hai intenzione di trasferirti per andare a lavorare all'estero? Comunque sei grande. Beh, io sto prendendo una strada, ovviamente l'informatica, che ovviamente apre i campi in tutto il mondo, e magari se ci fosse l'opportunità, perché no? Sì, se ci fosse un'offerta di lavoro anche da qualche altra parte, sì, perché no? L'accetterei. Grazie per il complimento. Emanuele Laface: cos'è che ti piace così tanto di Monkey Island da dedicargli la pagina del profilo, dare il nome delle isole alle città di SimCity e citarlo in molte volte durante i tuoi video? Grazie di essere tornato. Beh, Monkey Island è stato il mio primo gioco per PC, come si deve, diciamo uno dei primi giochi che ho amato e giocato dall'inizio alla fine. E niente, mi piace così tanto perché il personaggio era bizzarro all'epoca, e anche oggi era divertentissimo, e aveva una storia avvincente, una storia non, diciamo così, immediata. All'epoca bisognava rimanere giorni interi per tentare di capire quegli enigmi, ed era davvero fantastico. Non so, è stato uno dei miei primi giochi che mi è piaciuto così tanto. Non so, forse l'ambientazione piratesca, all'epoca non esistevano completamente giochi
come quelli odierni, cioè ormai abbiamo giochi molto diversi da quelli di un tempo. Cioè io amavo per esempio tanto in Monkey Island i combattimenti navali di quell'attimo di quando si combatteva con le spade, pensate un po' anche. Quindi davvero un gioco proprio a tutto tondo. Comunque sono stato così appassionato di quel gioco che gli ho dedicato appunto il nome alle isole, ho chiamato il mio personaggio in vari game simili a quei personaggi di Monkey Island. Quindi davvero un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Non so spiegare bene il motivo, ma forse perché è stato uno dei miei primi giochi al PC. Antonio Coco farà il DLC di Last Roman, l'ultimo romano su Attila Total War. Non credo, guarda, perché questi giochi strategici come Attila, Shogun, cioè sì, vengono, come dire, seguiti da una piccola parte degli utenti su YouTube. Vorrei un pochettino offrire qualcosa che piaccia anche ad altre persone. Per esempio c'è una buona parte di iscritti che adora i giochi di macchine come Formula 1 e appunto vorrei anche portare qualcosa per quell'utenza. Porterai GTA 5, Davide Casanova, mi sembra di avergli già risposto nel video scorso. Giuseppe De Nigris, bentornato sul tubo. Farai Batman Arkham Knight, quale sarà la nuova serie a tema motoristico? Credo che sarà Project Cars, però sempre con la vostra opinione. Per quanto riguarda Batman, no, Batman non mi è mai piaciuto, è un eroe che davvero rispetto a tutti gli altri davvero non sopporto. Da piccolo lo odiavo, però non credo che andrò avanti su questo, cioè non credo che comprerò un gioco proprio per fare una serie su Batman. Lorenzo Pin ha intenzione di intraprendere una serie di Tropico, la mia preferita, ora che è uscito il nuovo DLC. E come ti sei trovato nell'università in Inghilterra? No, per quanto riguarda Tropico, se vi fa piacere, ve l'ho detto ragazzi, io senza la vostra opinione non faccio nulla, perché è inutile poi fare una serie che non guarda nessuno. Quindi se vi fa piacere, mandatemi appunto qualche messaggio anche su Facebook, più o meno sulla pagina, sì, sul canale di YouTube, sulla pagina, sui commenti, e così io saprò che cosa fare. Per quanto riguarda l'università in Inghilterra, ho pensato che appunto non faceva per me ancora, ho intenzione adesso di finire il corso di laurea a breve qui in Italia, e poi magari più avanti la magistrale si vedrà dove la prenderò. Quindi per adesso continuo qui in Italia e poi magari gli ultimi 2 anni li farò da qualche altra parte. Comunque vediamo un po'. Emanuele Di Lorenzo, che PC hai, che scheda video, RAM, per farmi un'idea di che requisiti ci vogliono per far girare i tuoi giochi? Allora, il mio computer ormai non è più un esempio di perfezione di hardware, perché all'epoca era un buon computer e ancora oggi lo è, ma non è alla pari di alcuni PC mostruosi che ci sono oggi. Quindi ho intanto un Intel Core i5 2005, ho una GTX 580, 8 GB di RAM Corsair 1600 MHz e un alimentatore 900 watt circa della Thermaltake. Un buon computer, però ormai alcuni giochi non riesce a reggerli neanche più, come per esempio non credo che riuscirò a reggere Project Cars al massimo, ma a me non interessa, a me importa che riesco a giocarci, almeno ad accendere il gioco. Però adesso basta girare con questo trattore, abbiamo arato metà campo, è importante continuare sulla nostra strada. Allora, eccoci. Allora, campi coltivati sono pronti per la semina. A tal fine ti serve una seminatrice, ed è questa. Bene. Sali sul trattore, collega la seminatrice che si trova dietro. Vediamo. Collegata. Perfetto. Allora, la seminatrice che è appena collegata è vuota. Guida il trattore fino ai pallè di semi davanti a te. Perfetto. Ci sono. Allora, per riempire puoi iniziare a caricarla. Ok, con R. Ok, riempiamola di semi. Vorrei sapere che semi sono questi sulla destra, però. Allora, ora guida verso il campo contrassegnato sulla mappa dal cerchio e ovviamente iniziamo la semina. Avanziamo. Bene, il punto di domanda è da queste parti. Ok. Questo è il campo che ho appunto prima trebbiato e questo è il campo che abbiamo arato, se non sbaglio. Mettiamoci qua. No, questo è un nuovo campo. Bene. Vediamo di seminare i campi. Proviamo ragazzi una piccola semina di prova. Con la O selezioniamo il seme.
possiamo selezionare. Abbiamo una varietà di semi. Credo che questo sia grano, fiori, erba, gran turco, patate, quelle erano, non lo so. No, cosa sono? Rape, no. Mettiamo il gran turco. Credo che sia gran turco. Oppure le rape. Le rape forse valgono di più, non lo so. Accendiamo, dai. Bene, abbassiamo l'attrezzo. Vai. Stiamo procedendo. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Se vuoi saperne di più sull'andamento nel tutorial del menu principale. Ah, bene, molto bene. Ora passiamo alla parte finale di questo tour. Ragazzi, voglio finire un attimino il tour. Passa di nuovo al trattore accanto al punto interrogativo, poi scendi e attivare il prossimo messaggio. Va bene, per adesso fermiamoci qua perché voglio finire il tutorial, se no poi mi ritrovo a spegnere il computer e a fare di nuovo tutto. Allora, scendiamo. Ok, il concessionario. Qui puoi vendere i tuoi veicoli, attrezzi, comprare nuovi equipaggiamenti. Vediamo un po'. Il concessionario, puoi visitare la pagina di persona utilizzando l'AP. Ah, perfetto, abbiamo un po' di tutto. Potete vedere che il gioco è davvero molto ampio. Abbiamo addirittura gli animali, eccoli qua, le auto. Bene, molto bene. Il garage, perfetto, le nuove categorie. Bene, ecco, addirittura sono in valuta, appunto, sono in euro, perfetto. La potenza massima. Possiamo vedere anche quanti ne abbiamo. Bene. Il concessionario abbiamo terminato il nostro tour. Qui cosa c'è? Vediamo un po'. Grazie per il nostro tour. Qui puoi acquistare nuovi veicoli. Perfetto. Voglio vedere qua che cosa c'è. Attiva il menu acquisti. Direttamente di qua. Perfetto. Offerte speciali. Lame, irroratrici. Vediamo se ci sono anche oggetti posizionabili, spandi con cime. Va bene, forse dall'altra parte. Vediamo un po'. Ecco, questo deve essere il mercato dei semi, qualcosa. Vediamo che cos'è questo. Vediamo, vendi direttamente il veicolo. Per vendere i veicoli direttamente da questa parte. Vediamo invece da quest'altra. Ci deve essere qualcosa di interessante. Tutto. Addirittura c'è un distributore di benzina. Vediamo se è giusto. Deve essere quello. Per ricaricare ovviamente la benzina a tutti i nostri veicoli. Bene ragazzi, allora, tutti gli altri tutorial, se non sbaglio, sono nel nostro menu principale. Va bene. Io vediamo cosa c'è là sotto. Un attimino ragazzi, voglio mi sono chiuso dentro la trebbiatrice. Possiamo saltare pure, bello. Vai, vediamo cosa c'è qui. Fertilizzante. Guida questo serbatoio per riempire le irroratrici o gli spandi concimi col fertilizzante. Durante il processo di riempimento verrà sottratto il denaro dal tuo conto. Perfetto. Vediamo invece qua che cosa c'è. Cos'è tutta questa zona? Mamma mia. Vediamo un po'. Cos'è questo? Patate e barbabietole. Conserva le nostre patate qui. Nel retro del magazzino si trovano 2 nastri trasportatori con cui potrete riempire rimorchi. Wow. Qui conservare il cippato. Wow, ragazzi, davvero questo gioco è immenso. Vediamo invece qui. Qua ci sono i semi. Perfetto, questi li abbiamo già scoperti. Ragazzi, dobbiamo elaborare una strategia. Vediamo qua intanto che cosa c'è. Cos'è questo? Scusate se sto camminando in mezzo al campo. Vediamo un po', sono curiosissimo. Cos'è questa cosa dall'altra parte? Ci sono pure le coordinate della mappa. Vediamo un po'. Ecco, ci siamo più o meno da questa parte. Vediamo cosa c'è qui. Cos'è questo? Vediamo un po'. Là c'è un muretto. Vediamo un po'. Cos'è questa? Vediamo. Punto di... qua si vende addirittura la lana. Potete vedere che è un gioco, ragazzi, a tutto tondo, dove possiamo organizzarci come vogliamo. Allora, elaboriamo una strategia. Allora, se non sbaglio, i terreni che noi abbiamo sono quelli verdi. Bene, quindi i terreni possibili da coltivare sono quei 3 che abbiamo. Il 24, il 29 e il 38. Vediamo, intanto salviamo. Ok, 24, 29 e 38. Voglio vedere cosa succede se vado nel campo numero 30, anzi anche nel campo numero 23. Vediamo che succede. Ecco, se mi avvicino per esempio qui, che cosa dice? Vediamo un po', cos'è questa? Acquista il terreno. Ho capito, 1,72. Perfetto, forse sono ettari. Che unità di misura è? 51.000 euro. Wow. Allora, i nostri terreni sono quei 3, ragazzi. Allora, io direi di portare avanti la coltivazione del grano, ed è 1. Poi la coltivazione delle rape, che stavamo portando avanti. E poi andremo a dare un'occhiata
nell'altro terreno, il 38. Allora, qui abbiamo il nostro grano, che va bene, quindi lo stiamo adesso. Poi più avanti, io appena finisco questo video, vedrò di tagliarlo tutto per bene, trebbiarlo, metterlo qua dentro e portarlo ovviamente a vendere nella nostra piccola stazione di mercato. Io continuerei, ragazzi, qui a piantare un po' di roba. Perfetto, vediamo di essere precisi, perché il campo ha un'area, una superficie ben precisa e non dobbiamo essere ovviamente imprecisi. Allora, entriamo. Bene, ragazzi, ero andato un attimino a bere e allora sistemiamo il nostro trattorino. Sto gioco è davvero spettacolare, ragazzi. Cercavo su internet ogni tanto. Io giocavo prima ai browser game, un gioco del genere, ma non l'ho mai trovato. C'era Farmville su Facebook, ma così è davvero molto più intrigante. Vai, seminiamo. Ok, vediamo di seminare tutto il campo, ragazzi. Io intanto adesso rispondo a qualche domanda. Allora, qual è il tuo videogioco preferito di Agostino Lupo? Però io devo tenere la strada, perfetto. Il mio gioco preferito adesso, in questo istante, beh, il mio gioco preferito è sempre Dota 2, per adesso. Perché ci gioco al solito con vari amici e niente, mi diverto. So che sono sempre le stesse, c'è sempre la solita solfa, cioè alla fine cosa si fanno? Sempre solite partite 5 contro 5. Però a me piace, per adesso in questo periodo di stallo non è che ci sono grandi giochi, lo considero uno dei miei preferiti per adesso. Poi se parliamo di gioco preferito in assoluto è sempre Monkey Island, non c'è dubbio. Martina Armellotti: hai la PlayStation 4 o l'Xbox One? Hai intenzione di comprare queste due console? No, io sono stato un tipo da console prima del computer, avevo la PlayStation 3, ho avuto anche l'Xbox 360 perché l'ho vinto in un contest, fortunato, proprio 1 su 4000 vinceva questo Xbox e l'ho vinto io, non so come, proprio fortuna pura. In realtà non comprerò né PlayStation 4 né Xbox One. Se devo spendere dei soldi per giocare, mi compro una scheda video nuova. Su questo non c'è dubbio, perché non voglio ora aprire un discorso sul confronto tra PlayStation e computer, ma secondo me il computer è sicuramente un passo avanti, perché lasciando perdere la grafica, ma mi ritrovo molto meglio a giocare al computer che alla PlayStation, anche per un fattore di comodità. Puoi parlare subito con amici, puoi andare direttamente su Google, puoi andare su internet senza problemi. Sì, si può fare pure sulla PlayStation, ma mi trovo meglio sul computer, non c'è dubbio. Allora, vediamo un po'. Edoardo Bernardis, bentornato. Mi mancavano i tuoi gameplay. Mi piacerebbe sapere se hai già in mente un lavoro che ti piacerebbe svolgere in futuro. Beh, non è che ho proprio il sogno nel cassetto del lavoro che vorrò fare, ma credo per adesso l'unico obiettivo è quello di concludere il corso di laurea. Poi quello che trovo nel mio campo ovviamente lo farò, ma non è che ho proprio un lavoro specifico. Quello che riuscirò a trovare ovviamente farò, ma non è che ho qualcosa di preciso. Faremo altre partite su Battlefield 4, ma se raggiungiamo un numero abbastanza alto, sì, perché ogni volta che facevamo le partite eravamo in 4, in 5, ogni tanto in 8, ma casi rari. Se riusciamo a raggiungere un gruppo di 16 persone, allora le faccio, altrimenti no, perché altrimenti diventa poi noioso. Giocare in 3, in 4 persone non va. Se ho 16 consensi, allora va bene. Adriano Menga: farai gameplay di Attila con l'Astroman? Già ho risposto. Vediamo un po'. Tanto giro. Bene. Allora, facciamo l'ultima domanda, ragazzi. Abbiamo Dimitri Yukmienko, spero di averlo letto bene. Ciao, vorrei sapere moltissimo se farai i vlog fuori casa. Io li ritengo molto belli, se fatti da uno youtuber, che hanno fatto ovviamente solo gameplay. Poi vorrei anche sapere quali giochi hai intenzione di fare. Ti seguo dal primo episodio di Hitman. Vediamo un po'. E da quel momento fino ad ora non hai mai fatto video non divertenti e non intraprendenti, dato che sei un vero maestro. Vediamo di metterci meglio. È che devo guardare anche la strada, quindi ragazzi vedete un po', combino guai.
E allora, i giochi che ho in mente li hai ben sentiti un paio di minuti fa. Non credo che farò per adesso vlog fuori casa, perché per adesso mi sto concentrando su altro. Ti seguo dal primo episodio di Hitman. Hitman lo farò appena uscirà a dicembre, quello nuovo. Non hai mai fatto video non divertenti e non interpretate che sei un vero maestro. Ti ringrazio per il complimento. Che è successo? Perché stiamo andando così veloce? Ehi, che è successo? Ehi, diamo un'occhiata. Ehi, che cosa è successo? Wow, abbiamo fatto... Mamma mia. Forse ho cambiato la velocità senza rendermene conto. Vediamo. Vediamo di arare. Di seminare. Bene. Non me ne sono neanche... Che cosa è successo? Perché andavamo così veloce? Vediamo. Fermiamoci qui. Tanto potete vedere come si sporcano anche gli oggetti. Fantastico. Mettiamoci per bene qui. Sì ragazzi, adesso stiamo raggiungendo... Guardate che velocità! 42 km orari. Ma come può essere? Vediamo. Ma si riesce a seminare lo stesso a questa velocità? Non credo. Ah, ehi, come si frena? Ah, no! Attenzione. Perché non... Forse... Ah, ho sbagliato. Perfetto, mi sono confuso. Una maledizione. Mi sembrava strano. Forse ho cliccato un tasto sbagliato. Ecco, così dobbiamo andare. Perfetto. Oh. Bene ragazzi, questa era l'ultima domanda. Più che domanda era un complimento. Grazie. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay di Farming Simulator. Intanto qua mi arrivano messaggi. Ci becchiamo al prossimo gameplay di Farming Simulator. Io più che altro interrompo i video perché mi finisce la voce. Non sono abituato più come una volta, scusatemi. Comunque, io adesso salvo la partita. Datemi tanti consigli su come organizzare qui il raccolto. Questa è una mia prima idea. Fare magari metà campo rape, metà campo grano, come volete voi. Ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi. Ciao a tutti.